Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio, piacere e anche l'onore a questo punto, avere in studio Roberto Boschetto, che è neopresidente di Confartigianato Imprese del Veneto, lo è da qualche settimana dopo le dimissioni di Agostino Bonomo. Lui era già vicepresidente vicario, nonché dal 2009 presidente provinciale di Padova di Confartigianato, e leggo ancora componente del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal 2009 al 2019. Attualmente è presidente di Padova Promex, l'azienda speciale per la internazionalizzazione della Camera di Commercio di Padova, socio fondatore e consigliere della Fondazione Benefica Casa ai Colli e componente del Consiglio di amministrazione del GAL Patavino. Il GAL è il gruppo d'azione locale. Beh, posso dire una presidenza partita con il vento in poppa, perché il rinnovo delle categorie nazionali di Confartigianato ha assegnato 8 dirigenti veneti chiamati ai vertici di mestiere, quindi presidenti nazionali, 23 sono stati nominati nei consigli direttivi. In tutto 31 i dirigenti eletti su 34 categorie a livello nazionale e 9 sono le donne. Insomma, un buon viatico, anche se questo è un riconoscimento del valore e della forza dell'artigianato nel Veneto. Sì, penso che la forza vera sta nelle imprese e quindi negli associati. Sono circa 58.000 a livello veneto di associati a Confartigianato, quindi un numero enorme di persone, e noi dirigenti siamo qui per dar valore e voce a loro. Abbiamo avuto un ottimo risultato quindi della rappresentanza nostra a Roma, quindi questo ci rende orgogliosi da un lato, ma anche forti di poter dire la nostra in un ambito nazionale. Nel comunicato di insediamento della nuova presidenza mi hanno colpito due parole che abbiamo usato anche per il titolo della trasmissione: sobrietà e rigore, perché la dichiarazione dice: il nostro ruolo è rappresentare gli interessi delle imprese con sobrietà e rigore. Come la traduciamo? Sì, sobrietà e rigore è perché ci poniamo sempre nel portare avanti tutti quello che è l'aspetto sindacale dei nostri associati, delle nostre imprese, quindi con sobrietà e quindi con quello che è il loro vero aspetto e significato. Io ricordo sempre, mi piace ricordare, che le imprese artigiane sono coloro che vivono il territorio locale, costituiscono l'ossatura dell'economia domestica, e quindi con molta sobrietà noi cerchiamo di portare avanti questi che sono i nostri valori. Dall'altro lato invece abbiamo il rigore, pretendiamo il rigore invece di quello che è il significato dell'impresa e quello che ci possa permettere di continuare il nostro lavoro, e quindi il rigore nel essere ascoltati e quindi di rappresentare veramente le imprese artigiane. Questo che purtroppo ci rendiamo conto anche in questo momento di difficoltà, che le imprese artigiane vengono poco ascoltate e spesso si preferisce la grande impresa e di noi viene tutto per scontato. Però si dice sempre che la piccola e media impresa, ovviamente quella artigiana in primis, è l'asse portante dell'economia del paese. Infatti prima ricordavo l'ossatura, io ne sono convinto. Poi però ce lo si dimentica. Però dopo quando serve lo si dimentica, e ci siamo accorti anche per quanto riguarda tutto l'aspetto dei ristori, che l'azione anche nazionale ha dovuto incidere più volte sul governo per ottenere aiuti alle nostre imprese, e spesso anche con il TER non ascoltati del tutto, insomma. E a proposito di aiuti alle imprese, una buona valvola di salvezza sarebbe il 110%, il super bonus, nel cui merito però il primo intervento del presidente di Confartigianato Veneto è stato critico, nel senso che a commento di un'inchiesta di Edilcassa che ha denunciato come le imprese artigiane siano molto perplesse rispetto a questo 110%. Sì, purtroppo ci accorgiamo che passati alcuni mesi effettivamente questo tipo di iniziativa, che di per sé ha un grande valore, ricordo che le abitazioni, quindi gli edifici, principalmente sono dal 1960-80, in quel momento che è cresciuta l'Italia, e quindi anche nel nostro Veneto. Quindi ha bisogno di efficientamento energetico. E che purtroppo fino alla legge 10 di energia, risparmio energetico, non se n'è mai parlato. L'unica legge è la legge 10 che è partita negli anni 90, per cui
ci sarebbe tutta questa necessità, ma dall'altro lato ci troviamo che pur essendo una idea del governo nazionale importante e valida, dall'altro lato ci sono le cosiddette pecche, come usiamo dire noi, che sono cosa? Innanzitutto la prima parte, che è la parte burocratica, che purtroppo non è ancora certa nell'applicabilità. Ricordo che bisogna fare una serie di verifiche, di accertamenti, e questo va a scontrarsi ad esempio con la pubblica amministrazione, che purtroppo è in smart working, per cui rallentamenti, e non per ultimo abbiamo che la committenza ha ancora paura e quindi incertezza, perché dice: se succede qualche inghippo sotto l'aspetto burocratico, cosa succede? E quindi chi paga? E il succede cosa vuol dire? Chi paga? Ecco, per cui queste cose qui stanno per il momento tenendo molto basso il livello di applicabilità. Poi c'è da dire che anche adesso la stagione non è favorevole, per cui ci aspettiamo insomma che ci sia anche da parte del governo qualche semplificazione e quindi possibilità di veramente poter partire, perché dà la possibilità a impiantisti, a pittori, insomma una serie di categorie, all'edilizia in genere, a tutto il sistema casa, perché parliamo anche di serramenti e via dicendo, di poter avere lavoro, che è quello che abbiamo bisogno in un momento così tragico che stiamo vivendo da un anno a questa parte ormai. Un primo atto concreto sarebbe, se ben ho capito, il posticipo della data ultima, perché se non basta, siamo ormai a fine 2020, si deve ancora cominciare, c'è una stagione invernale giustamente davanti in cui si lavora poco e mi pare che il termine ultimo sia il dicembre 2021. Esattamente. Per Quindi, cui sì, i lavori diventano pochissimi e quindi impossibile. Impossibile, insomma, come dire, c'è l'idea, c'è l'opportunità, però non te la faccio applicare, insomma, diventerebbe una presa in giro. Io mi auguro che ci sia una proroga 2023-2026, insomma, questo si sta parlando e stiamo cercando, come Confartigianato, a spingere il governo a dare questa proroga, insomma, perché altrimenti servirebbe a niente. Un'altra accezione che mi ha colpito è dove è scritto il loro impegno per la messa a terra territoriale delle varie iniziative, il vostro impegno per la messa a terra delle iniziative, il che vuol dire in qualche maniera segnala un certo distacco tra realtà territoriale e indirizzo politico dell'associazione, indirizzo associativo. L'impegno nostro, e quindi anche con l'ingresso mio, è quella di cercare una linea diretta tra le territoriali, il regionale e il nazionale, e quindi questo deve avvenire sia sotto l'aspetto sindacale nostro della Confartigianato sia sotto l'aspetto politico. Ce ne siamo accorti a marzo con la situazione del Covid che la necessità era di avere un collegamento col nazionale, quindi col governo, con le prime linee, per poter aiutare e rassicurare i nostri associati. Ecco che quindi la volontà di Confartigianato del Veneto in questo momento è: torniamo a fare un sindacato forte, torniamo su tutta la filiera che è l'organizzazione sindacale con molta forza, decisione e volontà, insomma. E questo, insomma, devo ricordare che nei prossimi giorni ci sarà anche il rinnovo nazionale del Presidente, e nei dialoghi che stiamo già instaurando la volontà è proprio questa, insomma, anche da parte del nazionale, per cui insomma siamo contenti di questo e soprattutto contiamo anche su questo, insomma. Lei rimarrà in carica, essendo salito in corsa sul treno della presidenza, fino a gennaio 2022. A quella data sarà contento se cosa sarà riuscito a realizzare? Ma sono 2 anni importantissimi, e l'obiettivo è quello di far ricominciare l'attività economica. Questo è quello che è l'obiettivo che ci poniamo. E per far questo abbiamo bisogno di una grande attività sindacale romana, perché fino a prova contraria è il governo di Roma che dà le opportunità per l'Italia di vivere un'economia. Quindi io mi auguro che ci sia un dialogo opportuno con il governo nazionale e dall'altro lato l'opportunità
regionale continui e migliori rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. Sarà mio impegno iniziare quanto prima ad incontrare gli assessori e a calare insieme opportunità, perché come ho già ripetuto più volte oggi abbiamo bisogno di lavorare, vogliamo lavorare e portarci a casa la cosiddetta pagnotta in modo onesto e corretto. Ecco, per cui penso che sia questo l'obiettivo principale da qua a 2 anni, che sono anche veloci, insomma, fanno presto a passare. 2 anni, un anno poco più, insomma, in realtà. Esattamente. Insomma. Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie a Roberto Boschetto, che ricordo essere da qualche settimana il nuovo presidente di Confartigianato Imprese del Veneto. A voi, alla prossima, ci si vede. Grazie. Ci è andato bene.